Bernardo Campo, Presidente del Consiglio del Parco, oggi al via la nuova programmazione. Quali saranno gli obiettivi importanti che il Consiglio del Parco intende intraprendere? Dobbiamo riprendere dove abbiamo lasciato. Abbiamo lavorato bene in questi ultimi anni, sia come commissario, abbiamo lavorato bene insieme al parco, insieme al direttore del parco, abbiamo continuato a lavorare bene con il Consiglio del Parco, dove abbiamo coinvolto in tante nostre attività anche il Comune di Agrigento. Ricordo per esempio la famosa questione del marciapiede di Buonamorone che abbiamo risolto insieme al Comune di Agrigento, abbiamo risolto la problematica relativa al mandorlo in fiore, se si poteva fare, se non si poteva fare, con quali fondi, abbiamo risolto insieme al Sindaco di Agrigento, grazie alla collaborazione di tutto il parco, della direzione del parco, a cui dobbiamo dare merito, ed è indiscutibile il ruolo dell'amministrazione del parco. Dobbiamo ricominciare dove abbiamo concluso. Avevamo grandi progetti, volevamo risistemare il Tempio di Sculapio, mi dicono che già la realizzazione del progetto è a buon punto, perché vogliamo rendere anche fruibili dei siti minori, così come è giusto, perché la Valle dei Templi non è solamente il Tempio della Concordia, la Via Sacra e le nostre grandi infrastrutture, però ci sono tante altre piccole cose che vanno messe, diciamo, anche in fruizione. Dopodiché cominceremo a vedere di tutto ciò che si deve fare. Oggi c'è molta carne al fuoco, diciamo, di riepilogo delle cose fatte, quindi metteremo, come dire, a conoscenza del Consiglio le recenti iniziative che sono state realizzate dal Parco in collaborazione con il commissario, e quindi cominciare a tracciare le linee per nuovi interessanti sviluppi. Abbiamo già delle proposte da fare, c'è grande armonia, grande spirito di collaborazione, come sempre, d'altronde come è doveroso che sia, quindi diciamo, ci sono belle prospettive di proseguire un cammino che è stato molto bello, con grandi risultati finora e che saranno ulteriormente implementati. Dobbiamo anche dire che veniamo da un Pasqua molto positiva per il parco, avete raggiunto forse delle presenze molto significative. Abbiamo avuto oltre 9.000 visitatori in 2 giorni. Siamo tra i primi 6 siti a livello nazionale, con una crescita di più del 50% rispetto a Pasqua dell'anno scorso. Diciamo, ha contribuito anche la gratuità della prima domenica del mese, ma complessivamente, diciamo, dall'inizio dell'anno stiamo registrando crescite superiori al 20%. Io sono stata scelta dall'assessore Sgarbi per questo ruolo. Lo ringrazio perché ha avuto molta fiducia in me. La scelta è caduta sulla mia persona non soltanto per la mia formazione, io sono un'archeologa, ma soprattutto per il mio interesse alla divulgazione, perché io penso che mai come in questo momento compito di chi gestisce un parco, un museo o in generale delle istituzioni deve essere quello di far giungere e veicolare il messaggio cultura al maggior numero di cittadini possibile. Si rinsedia il Consiglio del Parco dopo circa 6 mesi, il parco istituito appunto con la legge 22.000, come tutti sappiamo, proprio per dare una spinta alla valorizzazione e alla realizzazione del parco. La sovrintendenza fa parte appunto del Consiglio del Parco come ruolo ai fini della tutela. La sovrintendenza aveva diciamo, ha sempre la tutela sul parco ed è stata l'ente che ha dato appunto, che ha fatto sì che venisse realizzata questa norma,